Solo una parola e solo con uno di noi aggiungiamoci qualcosa, facciamo una parola e un colpo. Sono pronto anche a questo, non appena me ne darete l'occasione. Ah, bisogna darvela l'occasione, non potete prendervela da solo. Mercuzio, voi nipote del principe, fate parte della banda di Romeo. La banda, signori, siamo preso per dei suonatori. E allora preparati ad ascoltare degli accordi laceranti. Oh, guarda! Qui c'è l'archetto del mio violino, pronto a farti ballare. Sentirai che musica. La pace sia con voi. Ecco il mio uomo. Romeo, l'amore che provo nei tuoi confronti non mi consente di trovare termine di gioia. Sei un vigliacco! E basta. La ragione che ho per amarti mi consente di rifiutare, no? Io non sono un No! Queste non sono le scuse per l'offesa che mi hai fatto. Quindi voi le combatti. Ma io non ti ho offeso. Anzi, io ti amo più di quanto tu possa immaginare, finché non conoscerai le ragioni del mio amore. Ritieniti soddisfatto. Ah, questa onorevole e placida sottomissione. Tebaldo, mangiato! Fatti avanti! Una bella stoccata ce la farà dimenticare. Che cosa vuoi da me? Re dei gatti, una delle tue 9 vite, con la quale voglio divertirmi un po'. Dopodiché, a seconda di come mi tratterai, pesterò le altre 8 che ti rimangono. Porta su, tira fuori la tua spada. Non sia mai che la mia ti sfiori l'orecchie prima che la tua venga fuori. Mercuzio posa la spada. Porta tu, fatti avanti, fammi vedere il tuo affondo. L'hai voluto tu! Signori, evitate questo strappo. Tebaldo, Mercuzio. Il principe è stato chiaro, ha vietato questi scontri della città di Verona. Fermo, Tebaldo! Mercuzio!
Sono ferito. Sono fottuto. E quello lì va via quello lì, senza neanche un graffio. Avete fatto carne da vermi di me, la peste alle vostre due famiglie. No, ma è un graffio. Vai ragazzo, vai a chiamare un medico. Mio padre, vado a chiamare un medico. È un graffio. Grazie amico, la ferita non potrà essere grave, no? No, non è profonda come un pozzo, né larga come la porta di un convento, ma per la Madonna basterà. Perché diavolo ti sei messo in mezzo? Ti ha colpito passando sotto il tuo braccio. Devo di fare del bene. Avete fatto carne da vermi di me. La peste alle vostre due famiglie. Mercuzio, questo ragazzo, parente del principe, questo mio caro amico che ha preso la ferita mortale per me. La mia reputazione, bagnata dalla calunnia di Tebaldo, che da un'ora mi è parente. Oh dolce Giulietta! La tua bellezza mi ha reso debole e ha scalfito l'acciaio della tempra. Il nero destino di questi giorni incombe sui giorni a venire. Qui comincia il male. Tebaldo! Riprenditi quel biglietto che mi hai dato poco fa. L'anima di Mercuzio ha già fatto poca strada sopra le nostre teste. O tu, o io, o tutte e due andremo a fargli compagnia. Ragazzo, me lo dicerai tu. Questo lo deciderà. Sono lo stimpero delle stelle. Dove sono i miserabili provocatori di questa lista? Romeo ha ucciso Tebaldo. Tebaldo ha ucciso Mercuzio. Si deve pagare il prezzo di questo sangue. E per questo noi lo esiliamo. Ma pagherete tutti, e tutti ve ne pentirete. Romeo è bandito. Se verrà preso qui in città, quella sarà la sua ultima ora. Portate via questi corpi e sia fatta la nostra volontà. La pietà diventa assassina se perdona quelli che uccidono.
un istante fa era una commedia a lieto fine, due ragazzi innamorati che riescono a sposarsi e a condividere l'odio delle famiglie, diventa inizio una tragedia che continuerà nei giorni a seguire. Romeo corre da Frate Lorenzo, la Badia lo invita ad andare da Giuseppe, trascorreranno la loro unica notte di nozze. Domani mattina, per chi ha il coraggio di sentirsi, alle ore 6, all'interno della camera di Giuseppe, per solo 20 persone, ci sarà una scena in cui Romeo saluta per l'ultima volta Giuseppe, poi la rivedrà tenendo la morta, e il padre ne imporrà il matrimonio con padre. Grazie di essere con noi, continuate a sentirci, anche se Romeo vi dà in terza edizione, per tutti quelli che sono coraggiosi e non tengono la ribattanza, ore 6, domani mattina, in Italia, grazie. Grazie, visto che sono ai suoi interpreti Jacopo Spizzato nel panno di Mercuzio e Riccardo Rossi nel panno di Tebaldo.